Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City e benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni e benvenuti a tutti. Allora, oggi è di scena il nostro magazine dedicato a due serie, una che circola da un po', l'altra invece diciamo più recente. Stiamo parlando di M, il figlio del secolo, con Luca Marinelli nelle vesti di Benito Mussolini, e invece American Primeval, un'altra serie di cui ti occuperai te Su Netflix. Allora, Sky, M, il figlio del secolo, American Primeval su Netflix. Parto io e in realtà poi ci accomunano queste due serie dal punto di vista musicale. Allora, American Primeval si torna al genere western, ma in questo caso un genere western trattato in maniera proprio wild west, proprio selvaggio, perché non poteva essere mai più selvaggio di così il western, il lontano ovest, perché effettivamente è una delle serie più violente che abbia mai visto, più sanguinolente e più reali, perché effettivamente il selvaggio west veniva chiamato così perché era realmente selvaggio, erano tutti contro tutti. Allora qui si parte da una storia realmente accaduta, una strage causata dai mormoni che volevano nello stato dello Utah avere il predominio, governarlo, quindi non volevano avere nessun disturbo, quindi non accettavano neanche il governo, non accettavano le leggi, ma per far finta che loro fossero pulitamente molto ligi al dovere, alle regole del governo, cosa facevano? Attuavano delle stragi, dei veri e propri genocidi, fingendosi indiani. Quindi davano tutta la colpa ai nativi d'America. Da questa strage famosissima parte la storia di questo American Primeval, dove questa donna cerca di portare il figlio dal padre, di farsi aiutare, finisce in mezzo a questa tragedia incredibile, dove poi si scontreranno questa donna e questo figlio, che tra l'altro ha un handicap, con nativi americani, con mormoni, con cacciatori di taglie, con chi più ne ha più ne metta. Detto questa, regia strepitosa di Peter Berg, regista che ha già dato prova di sé in altre varie serie di Friday Night Lights e Lone Survivor, da cui poi a lui ha preso questa band post-rock che si chiama Explosions in the Sky, esplosioni nel cielo, che aveva già curato le musiche di queste due serie che vi ho appena citato e che ora hanno curato proprio le musiche di questo western. Allora voi immaginatevi un western con una fotografia crepuscolare, totalmente immersa in piogge e oscurità e dolore visivo, nel senso che tutto è sofferenza, tutto è disgrazia, tutto è morte imminente, e questa musica di questo gruppo è un continuo profluvio di effetti elettronici angoscianti, aggressivi, pochi elementi melodici che potrebbero rasserenare, e tutto tramite chitarre elettriche, tramite basso, tramite drum machine, tramite effetti di sintetizzatori anche vecchio stampo, molto anni 80, proprio rimarcare e ad accentuare questa sorta di funerea continuità dolorosa che c'è durante tutta la serie, tutta la narrazione. Allora, chi ama il western, a chi ama le serie forti, a chi ama la recitazione anche intensamente drammatica, la consiglio vivamente. Sono 6 episodi, devo dire, non per stomaci lievi, per stomaci forti. E invece tu hai un'altra serie anche di un gran regista britannico, con una musica altrettanto fuorviante rispetto al periodo storico in cui è ambientato ovviamente la vita di Mussolini. M, il figlio del secolo. Mi sono andato a cercare i casini, come si suol dire. Allora, innanzitutto dico una cosa, ho notato mentre stavi parlando che siamo tutti e due vestiti di nero. Ecco, nel mio caso non è assolutamente, le mie idee non hanno a che fare con il colore che porto adesso indosso, lo devo onestamente dire, perché i problemi che ha avuto Luca Marinelli, diciamo lo shitstorm che ha dovuto subire per aver interpretato Mussolini, insomma, ancora
ne paga le conseguenze. Questo vuol dire che la nostra società italiana ancora non ha metabolizzato quella pagina, e io dico e meno male, nel senso che spero ci rimanga indigesta per molto tempo, così magari uno lo vede in maniera più lucida, ecco quello che è accaduto. Fatta questa promessa, passiamo al film, alla serie televisiva in sé. Anche lì ci sono state critiche molto pesanti che ho letto, una molto simpatica che in qualche modo identificava gli autori di M come gli stessi che avevano pensato a Boris, cioè dare un'immagine, una rilettura di quel periodo, da una parte pop, dall'altra parte iperrealista, dall'altra parte esagerata e via dicendo, e devo dire che ci sono riusciti. La serie non è male, perché lascia il segno, la prova è che è una serie vista moltissimo tra i giovani, e questo è, ahimè, anche il limite, perché potrebbero pensare che la figura di Mussolini sia esattamente quella che si vede nella serie televisiva, e non è proprio esattamente così, perché nonostante stiamo parlando di una serie che è tratta dalle opere di Antonio Scurati, nonostante il regista, stiamo parlando di un regista insomma che non è esattamente l'ultimo della fila, rimani con un punto interrogativo, perché è molto presente la figura attoriale, quasi come se fosse un introduttore e una voice over di se stesso, anzi molto spesso lo è. Poi uno mi dirà sbagli, ma l'associazione mi è venuta con Gomorra, ovvero quando descrivi una realtà non esattamente semplice, lineare, comedy, ma dei momenti storici pesanti, bisogna stare molto attento a come calibrare il tutto, perché è un attimo che si passa dalla, tra virgolette, fiction a quasi una forma di non tanto parodia, quasi anche nobilitazione di certi momenti. Non è sempre il caso in questo caso di M, figlio del secolo, perché non è che c'è una sorta di beatificazione di Mussolini, no, non si può dire questo, però indirettamente c'è quel tipo di rischio lì, quindi se è giusto o meno scherzare col fuoco o meno, ecco. Sai, comunque noi siamo italiani e abbiamo anche una storiografia filmica sul Mussolini veramente straabbondante. Se pensi a Mussolini Ultimo Atto, Vincere, cioè tutti film italiani di grandi registi con grandi compositori, Morricone, Carlo Crivelli, cioè anche lì si può trascendere la retorica più banale o anche l'involontaria esaltazione, però sta lì in realtà alla soggettività di chi guarda. Ah beh sì, certo, quello è fondamentale, Massimo, quello è fondamentale. Ma detto ciò, io voglio parlare invece del lato tecnico, che è quello che più mi interessa, e del lato musicale. Le musiche di Tom Rowlands, ovvero uno dei due dei Chemical Brothers, ovvero gli inventori di quello che insieme ai Prodigy, di quello che si chiama il Big Beat, che è questo mix tra techno, rock psichedelico e quant'altro, hanno fatto una colonna sonora che non è affatto male. Se voi l'andate ad ascoltare slegata dalle immagini, funziona anche così. Ecco, qui esistono anche dei momenti, in un contesto molto dark, molto scuro, anche dei momenti me li sono segnati, andatevi a sentire Black Dam e Chasing M. Qua e là sembrano Volker Bertelmann, c'è veramente un fraseggio di violoncello molto interessante, molto teso, molto nervoso, andatevi ad ascoltare e vedrete che non è semplice solo musica elettronica o techno o, come dicevo prima io, big beat, perché c'è molto altro. E in fondo, essendo tra le prime esperienze di Tom Rowlands nell'ambito della musica per film, direi che se l'è cavata più che egregiamente. Il problema è che la resa è pessima, ovvero non si distinguono molto spesso i dialoghi. Questo è una cosa che hanno detto in molti. La musica è onnipresente potrebbe ricordare vagamente un po' Oppenheimer, anche se
però è tutt'altro il contesto, non c'è quel pesante utilizzo del sound design, degli effetti sonori speciali, ma comunque è invasiva, molto invasiva la musica, e questo potrebbe essere anche una chiave di lettura, ma quando è molto invasiva in un contesto dove i livelli tra dialoghi, effetti, rumori, musica sono piuttosto sommari, potrebbe essere anche voluto tutto questo, ma l'effetto non mi sembra fantastico. Quindi diciamo che paradossalmente, anche se la colonna sonora in sé potrebbe essere, anzi è assolutamente interessante, diciamo che come è stata utilizzata sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della ridondanza musicale, a me mi ha lasciato piuttosto perplesso. Come dire, hai un materiale buono ma lo usi non in maniera ottimale. Quindi, se devo finire questa mia impressione su M, il figlio del secolo, molte luci, molte ombre. Quindi è caduto anche Joe Wright, il regista di, ricordiamolo, Espiazione, Orgoglio e Pregiudizio, è caduto nel problema tipicamente italico di non saper mai calibrare suoni, dialoghi, musica. Questa è una cosa tipicamente delle fiction, delle serialità italiane. Non si sa per quale motivo, che non è che siamo gli ultimi arrivati, vorrei dire. Guarda, ti potrei dire che ci lavoro, ahimè, e ti dico che molto spesso vedo delle serie fatte veramente bene da questo punto di vista. Sarebbe interessante vedere le altre edizioni e capire se è un problema solo dell'edizione italiana o di tutte quante le edizioni. Peraltro io non so se sarà anche esportata all'estero, anche quello non lo so. Sinceramente. Potrebbe darsi, dato il premio Oscar regista, ma poi sai. Sì. Comunque ti aggiungo una sola cosa, che i Chemical Brothers in duo furono usati da Joe Wright nel 2011 per quel film che non so se ricordate, un film action un po' alla Nikita, con Saoirse Ronan, Eric Bana e Kate Blanchett, che era Anna con la H davanti, ed è stata la loro prima esperienza, e questa è la seconda, però solo con Tom Rowlands. Allora, diciamo che con lentezza, ma inesorabilmente anche i musicisti che provengono dall'ambito DJ cominciano a fermarsi piano piano anche nell'ambito delle colonne sonore. Ne ricordo uno, Apparat, Capri Revolution di qualche anno fa, che se non sbaglio ha pure vinto, se non vorrei dire... appunto ha vinto Donatello, penso. Ecco, quindi peraltro Apparat bravissimo. Anche questa è un'altra chiave di lettura molto interessante. Probabilmente in futuro si andrà anche verso questo tipo di influenze. Sì. Allora, se Massimo non hai altro da aggiungere, io ti farei ricordare le nostre 2 serie prese in esame e saluterei i nostri amici. Allora, prima dei saluti, quindi M, il figlio del secolo, Joe Wright, Luca Marinelli su Mussolini, su Sky, e American Primeval, western iperviolento di Peter Berg con Taylor Kitsch e Brittany Gilpin su Netflix. Buona visione. Buona musica, alla prossima.